Se vincono le imprese, vince il lavoro, vince l'Italia, vince la democrazia. Ebbene, cari colleghi, questo è ciò che in questi anni voi mi avete aiutato a comprendere, questo è il pensiero che oggi lascio a tutti voi. Grazie e in bocca al lupo. 4 minuti di standing ovation, 3.300 imprenditori in piedi ad applaudire. Si conclude così dopo 6 anni il mandato di Alessandro Vardanega alla guida di Un'Industria Treviso. La nuova presidente, prima donna in Veneto, è Maria Cristina Piovesana. All'Assemblea Generale a Lovadina di Sprasiano il passaggio del testimone e sul palco della tenso struttura allestita alle bandie si sono alternati momenti di commozione, entusiasmo, ma anche forte critica ad un sistema e ad una politica europea del rigore che ha fortemente penalizzato il nostro paese. Anche la signora Angela Merkel, alla quale dire che è meglio essere vivi con qualche debito piuttosto che morti in sostanziale paese. Basta rigore, ma specialmente avanti tutta con la partita delle riforme in una fase in cui il Paese è chiamato ad un grande cambiamento. Chiarissimo il messaggio alla politica che si leva dal mondo degli imprenditori trevigiani, riassunto nelle parole del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Io sono presidente di Confindustria da 25 mesi e ho dovuto colloquiare con 3 governi diversi. Ecco, le assicuro che è una fatica notevole, perché ogni volta devi ripartire da capo. Ecco, quindi abbiamo bisogno di riforme, di stabilità e abbiamo bisogno per le imprese di fare quelle cose che veramente ci permetteranno di crescere. Ed in questo gli imprenditori sono pronti a fare la propria parte, anzi la stanno già facendo, sottolinea Squinzi, collaborando quotidianamente con il governo. Continua dunque la luna di miele tra il mondo industriale Matteo Renzi, assente per un vertice europeo in vista del semestre di presidenza italiana, ed il numero 1 di Viale dell'Astronomia ribadisce fiducia e speranza nel cammino delle riforme avviato dal Premier, sottolineando il ruolo sociale delle imprese, richiamando il titolo stesso dell'Assemblea, Imprese e Democrazia. Le riforme in questo Paese sono, diciamo, un paese che è malato, sono un po' come gli antibiotici, però le vitamine, quelle che servono veramente per tornare a crescere, queste possono venire solo dalle imprese. Orgoglio degli imprenditori nell'essere classe dirigente del Paese, colto appieno dalla nuova presidente di Un'Industria Treviso, ribadendo con la voce più volte rotta dall'emozione il rispetto che il mondo dell'impresa e del lavoro pretende. Rispetto verso le imprese e la loro fatica.